Tornati in diretta, prima edizione mercoledì 5 marzo, uno sguardo ai quotidiani online. Andiamo sull'ansa.it, lo saprete, l'avrete sentito anche voi, il congresso in quella che è stata la nostra notte, in questa che è stata appunto la nostra notte, la sera tarda in America, il congresso di Trump, l'American Dream sta tornando, ha detto, questo è solo l'inizio. Abbiamo fatto in 43 giorni più di quanto è stato mai fatto in 4, 5 o 8 anni di mandati presidenziali. I democratici interrompono il presidente USA, vengono espulsi dall'aula, insomma l'avrete sentito anche per quanto riguarda con le tensioni tra il presidente Trump e il presidente dell'Ucraina Zelensky, una lettera dal presidente Zelensky di sostanzialmente scuse, ha ritrattato insomma quanto è stato detto nell'ufficio ovale della Casa Bianca, Trump e Vance, effetti su poi l'economia non solo mondiale ma anche l'economia locale che si vedono. Infatti ci spostiamo sul Corriere del Veneto, lo saprete, l'abbiamo raccontato anche noi molte volte, gli operai della Berco, insomma azienda in difficoltà, numerosi gli scioperi in queste settimane, l'ipotesi di cambiare la produzione e cominciare a produrre armi, la risposta dei lavoratori: a noi basta portare un pezzo di pane in tavola. E ancora le aziende della difesa, la corsa continua, non solo proiettili, stampe 3D, meccanica di precisione, aeronautica, questo nelle ore in cui è stato presentato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen un piano al riarmo europeo. Abbiamo sentito poi il presidente Zaia che ha anche parlato di queste tensioni, degli scontri anche verbali non poco velati tra Trump e Zelensky. Insomma ha detto bene che l'Italia stia mantenendo sostanzialmente un profilo di mediatore, non schierarsi apertamente né da una parte né dall'altra, cosa che invece l'ala sinistra del Parlamento rivendica con forza e assolutamente non è d'accordo con l'operato del governo Meloni in questo senso. E come appunto stiamo vedendo in questi giorni la questione Ucraina e America è appunto ancora a livelli di tensione altissimi e vedremo in queste giornate cosa succederà. Intanto abbiamo visto anche dai quotidiani locali, oltre ai dazi, abbiamo appunto visto come anche l'economia locale potrà cambiare in virtù di questi, in virtù delle decisioni che verranno prese da Europa e Stati Uniti. Noi torniamo invece alla cronaca assolutamente locale, siamo a Montebelluna perché i carabinieri stanno indagando senza sosta per far luce sul grave episodio di bullismo avvenuto in una scuola dove una ragazza anoressica è stata invitata ad ammazzarsi tramite un messaggio mail nella piattaforma didattica dell'istituto. Lei stessa ha sporto denuncia, al setaccio ora i profili social, la condanna del sindaco che apre le proprie porte alla 19enne. Si stanno concentrando sui profili social di presunti vittime e carnefice i militari dell'Arma trevigiana che con tutta la delicatezza del caso stanno ricostruendo quanto successo in una scuola superiore di Montebelluna qualche giorno fa. Duplice la segnalazione, una è stata fatta dalla scuola, l'altra tramite denuncia da una ragazza 19enne con disturbi alimentari affetta da una grave forma di anoressia e per questo ricoverata in una struttura specializzata. Ammazzati il messaggio mail ricevuto dalla giovane contornato da alcune bestemmie e questo tramite la piattaforma di didattica e learning messa a disposizione dall'istituto. L'autore è stato presto individuato in un suo compagno di scuola della stessa età che in un primo momento avrebbe negato ogni addebito, ma tutto ricondurrebbe a lui. Si procede per ingiuria, ma è chiaro che se confermato il quadro ci si troverebbe di fronte a qualcosa di più grave, vero e proprio bullismo con incitazione al suicidio su un soggetto già fragile. La 19enne in quel frangente era rientrata da poco a scuola dopo una lunghissima assenza. I carabinieri, analizzando i profili social e sentendo dei testimoni, stanno capendo se si tratti di un fatto singolo o se fosse stato preceduto da altri episodi simili di scherno e body shaming. Intanto il primo cittadino abbraccia la ragazza. È un fatto certamente molto grave, mi sento in dovere di portare la solidarietà mia, di tutta l'amministrazione e di tutta la città di Montebelluna a questa ragazza, chiedendo che non si faccia influenzare da un deficiente che si permette di insultare in modo così crudele
la sua persona. Bordin che si rivolge anche al presunto bullo e lo fa con toni durissimi. Vorrei chiedere anche a questo soggetto, ma cosa pensi di aver guadagnato in tutto ciò? Un secondo di celebrità secondo te? Cioè, veramente credo che il rispetto delle persone sia sempre e comunque dovuto. Ripeto, una solidarietà totale alla ragazza, se per caso avesse bisogno di fare due parole anche con noi, insomma le porte sono aperte soprattutto per queste problematiche. Ancora la cronaca, ancora nel Trevigiano, sedicenne violentata durante una festa, è accaduto proprio a Treviso il 10 giugno del 2023, un 27enne ora a processo. Una serata di divertimento, una festa tra amici, ma poi la stanchezza aveva preso il sopravvento ed una sedicenne si era coricata sul divano e si era addormentata. In quel momento è scattata la violenza. Un 27enne della Guinea si è avvicinato, le ha tolto i vestiti e l'ha violentata. La giovanissima si è svegliata ed ha tentato di opporre resistenza, ma nulla ha potuto contro l'uomo che ne ha approfittato. Ora il 27enne è a processo per violenza sessuale aggravata e per minacce. La vicenda è accaduta il 10 giugno 2023. La minorenne si era recata alla festa con degli amici, mai avrebbe pensato di trovarsi ad affrontare un vero incubo. Non solo il 27enne l'ha anche minacciata più volte per non farle raccontare nulla, fino a quando la giovane, spaventata e traumatizzata, dopo aver parlato con gli amici, ha deciso di confidarsi con il padre. Immediata la denuncia. La giovane, tramite il genitore, si è costituita parte civile rappresentata dall'avvocato Fabio Pavone, il 27enne invece difeso dall'avvocato Enrico Marignani. Da Treviso a Venezia, l'omicidio al bar di Canareggio del novembre 23, Raffaele Marconi è stato condannato a 17 anni. L'omicidio in un bar di Venezia tra Campo San Geremia e il Ponte delle Guglie, condannato a 17 anni e 4 mesi di reclusione Raffaele Marconi. Il trasportatore 36enne che il 25 novembre 2023 sparò uccidendo con un fucile a canne mozze Khalid Mallat, tunisino di 25 anni, papà da pochi giorni. Il delitto nato da una banale lite per futili motivi, tra cui forse un apprezzamento del tunisino rivolto alla moglie del trasportatore veneziano. Dopo il diverbio il 36enne si sarebbe allontanato per andare a casa e, presa l'arma con la matricola a brasa, tornare in cerca del 25enne sparandogli in faccia. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato, con il riconoscimento delle attenuanti generiche che hanno portato a una riduzione della pena. Non essendo stata contestata la premeditazione, la pena è stata ridotta rispetto alle richieste dell'accusa. La difesa ora sta valutando la possibilità di presentare ricorso in appello. Inseguimento ad alta velocità per le vie di Treviso, torniamo nella Marca. Un ventenne alla guida di un'auto senza patente non si è fermato all'alta dei carabinieri e si è schiantato contro un pilone. Sono le 2:30 di notte. Una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri di Treviso intercetta lungo Viale Orleans una Mercedes scura. I militari dell'Arma gli intimano l'alt per effettuare un controllo, ma il giovane alla guida, invece di fermarsi, preme sull'acceleratore e scappa. Ne nasce un inseguimento a folle velocità per le vie del centro, fino a quando, dopo oltre 1 chilometro di fuga, arrivato al piazzale Duca d'Aosta, il giovane perde il controllo della vettura e si schianta contro un pilone del cavalcavia della statale 13. Sono momenti concitati, i militari dell'Arma prestano i primi soccorsi all'automobilista, ma il giovane, 20 anni, residente a Treviso, fortunatamente, nonostante lo schianto violento, esce dalla Mercedes illeso. Ma per lui i guai sono iniziati ora. I carabinieri, dopo una breve verifica, scoprono che il ragazzo era alla guida della macchina senza mai aver conseguito la patente. Ora dovrà rispondere di guida senza patente e potrebbe rischiare anche l'accusa di resistenza. E intanto rimane in carcere il 58enne arrestato dopo aver dato fuoco alla porta della casa della sua ex compagna a Vedelago. L'uomo lo scorso sabato ha cosparso di benzina all'ingresso dell'abitazione e poi ha acceso le fiamme che sono divampate in poco tempo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. All'interno c'erano anche i 3 gattini della donna che sono stati salvati dai pompieri. Sul posto i carabinieri di Vedelago e del nucleo radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto che hanno fermato poco distante dall'abitazione l'uomo con ancora in mano la tanica di benzina. Questa mattina alla convalida dell'arresto il giudice ha disposto che rimanga in carcere, l'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità. E ora andiamo a Castelfranco Veneto. Ieri, il giorno dell'addio al piccolo Leonardo Cucurullo, morto a 2 anni a causa di una rara forma di meningoencefalite, vestito da geco nella sua piccola bara bianca. Resterai per sempre il nostro supereroe, il messaggio di mamma e papà.
Ti abbiamo portato a vedere il carnevale, le giostre, i costumi, i carri. Lo volevi tanto e lo avevamo promesso. Qui fuori è tutto pieno di supereroi come te e c'è una bellissima atmosfera di festa e di divertimento. Sei bellissimo con il tuo costume da Geco, con la tua coda, la maschera e i super muscoli. Vestito da Geco, nella piccola bara bianca, i fiori azzurri e gli sticker come fosse un gioco da fare tutti assieme, è calato il gelo su Castelfranco, dove anche il carnevale si è fermato nel momento dell'addio, quel carnevale a cui il piccolo Leonardo Cuccurullo, 2 anni appena, non vedeva l'ora di partecipare con mamma Anna, papà Omar e la sorellina più piccola Beatrice. Nella chiesa di Santa Maria della Pieve l'ultimo saluto al piccolo, morto a causa di una meningoencefalite da pneumococco, una rara forma di infezione che non gli ha lasciato scampo nonostante i tentativi disperati degli operatori sanitari, prima a Castelfranco, poi a Padova. Sono i genitori ad affidare il loro strazio al parroco e a condividerlo. Era impossibile non amarti. Eri il sole delle nostre giornate e per quanto dure, una tua parola bastava a migliorarle. Mamma, giochi con me? Balliamo? Facciamo una corsa e mi dici imbroglione? Papà, ti nascondi? È al limite dell'incredibile pensare che nemmeno una settimana fa giocavi sul tappetone con la mamma. Un giorno così vicino ma oggi così tremendamente lontano. Siamo ancora in attesa di svegliarci da quest'incubo. Presente il sindaco Stefano Marcon, l'abbraccio di zii e amici è avvolgente. E non ti preoccupare, alla tua mamma, al tuo papà e alla tua sorellina ci penseremo noi. Non li lasceremo mai soli e daremo loro tutta la forza che riusciremo a trovare. Sarai quello che i tuoi genitori sono per noi, ma lo sarai sotto forma di energia. Sarai come le onde del mare, energia che incessantemente si muoverà dentro di loro e dentro di noi. Tutti dobbiamo vivere da supereroi, il messaggio, anche quando già sopravvivere sembra un'impresa. Oggi, purtroppo, è l'ultimo giorno di carnevale e da domani dovremo toglierci i costumi da supereroi e affrontare la realtà. Tu invece sei fortunato, perché indosserai per sempre i tuoi supermuscoli. Né il lupo né il coccodrillo possono più farti paura. Ovunque tu sia, ricordati la missione che ti abbiamo dato prima di salutarci in ospedale. Sei il fratellone maggiore e devi proteggere la tua sorellina, la nostra e la tua piccola Beina, in ogni momento. Sei gechissimo. Ti facciamo 5 infinite coccoline, mamma e papà. Cambiamo decisamente argomento, parliamo ancora di furti. L'attività dell'associazione Furti in Corso è arrivata al Quirinale ieri sera. Il suo presidente Christian Demma è stato contattato dalla segreteria del Capo dello Stato. Con grande shock, perché oggettivamente non me l'aspettavo, e mi sono trovato ieri sera che questo telefono squillava da uno 06 e ovviamente ho risposto anche un po' incredulo, no? Tanto che ho fatto sorridere anche la segretaria, perché pensavo fosse inizialmente uno scherzo o qualcosa del genere, e poi mi fa: guardi, siamo abituati a che la gente pensi che sia uno scherzo, ma in realtà mi ha detto di chiamarla proprio il presidente in persona, cioè il presidente Mattarella. Dopo un primo momento di grande sorpresa, Christian Demma ha realizzato di essere davvero al telefono con il Quirinale, una chiamata di oltre 5 minuti in risposta alla PEC che il presidente di Furti in Corso aveva indirizzato lo scorso 10 febbraio al Capo dello Stato Mattarella, spiegando l'attività dell'associazione e auspicando un incontro con il ministro della Giustizia Nordio. Mi ha detto che addirittura ha cercato in tante maniere di darmi un appuntamento proprio fisicamente per incontrarmi, perché era quello che gli avevo chiesto, ma visti gli impegni istituzionali era praticamente impossibile, e quindi mi ha praticamente riportato le parole del presidente. Parole di conforto, spiega Demma, quelle del presidente Mattarella riportate dalla sua segreteria, che ammette lo hanno commosso. Quando mi sento dire che si è informato, ha guardato e apprezza tantissimo quello che sto facendo, spera che continui a farlo, che la gente ha bisogno di persone così che si dedicano anima e cuore
alla sicurezza degli altri. Ovviamente non potevo sperare di meglio da un lato e quindi mi ha detto: guardi, per il momento non si riuscirà a fare un incontro fisico, ma chissà. E quindi è stato importante il momento, veramente emozionante. Nella mail inviata al Quirinale, Demma menzionava i servizi andati in onda sulle reti del gruppo Media Nord-Est che il presidente Mattarella ha voluto visionare prima della chiamata. Ha voluto, proprio prima di farmi chiamare, conoscere tutto quello che è successo e visionare anche i video e le interviste fatte da voi, proprio di Antena 3. La collaborazione con voi come Antena 3 Rete Veneta è veramente incredibile, cioè, siamo riusciti a aiutare con questa sinergia centinaia di persone. Demma ora spera di poter incontrare il guardasigilli Nordio. A questo punto puntiamo a Nordio e così possiamo fare due chiacchiere, visto che avete sempre dato la disponibilità anche di poter venire in studio insieme con Nordio, magari sarebbe una bella cosa. Ancora a Treviso, ieri mattina il sindaco Mario Conte e l'assessora al sociale Gloria Tessarolo hanno incontrato il presidente di Nova Facility, Gian Lorenzo Marinese, per la gestione dell'emergenza freddo dopo che 12 senza dimora avevano manifestato davanti a Cassugana insieme alle associazioni che si occupano di loro. La richiesta era quella di una proroga del piano per l'emergenza freddo, così da dare un letto a chi non viene più accolto in dormitorio. Grazie alla disponibilità di Nova Facility, in accordo con la prefettura, ha fatto sapere il sindaco, verrà prorogata la permanenza delle persone in difficoltà all'ex caserma Serena a titolo gratuito e senza costi per l'amministrazione fino alla fine del mese di marzo. All'ex Serena sono state ospitate 5 persone per tutto il periodo dell'emergenza freddo, ha spiegato Marinese, che saliranno a 15 fino al 30 marzo. A questi ospiti, come sempre, sarà assicurato un letto e un pasto, nonché la supervisione di educatori qualificati. Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori di quanto è accaduto. Un parapendio è precipitato nel pomeriggio di ieri nel giardino di un'abitazione privata. A salvare il pilota è stato proprio un albero. Il velivolo infatti è rimasto appeso ad un alto fusto di circa 6 metri da terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto si sono portati medico e infermiere con un mezzo di soccorso in montagna da Crespano e l'ambulanza da Valdobbiadene, entrambi di Pedemontana Emergenza. Non solo, era decollato anche l'elisoccorso da Treviso, rientrato alla base una volta accertate le buone condizioni del pilota del parapendio, che fortunatamente non ha riportato poi lesioni. Ci spostiamo da Treviso, andiamo a Vicenza. La ripresa economica del centro storico stenta a decollare. Numerosi sono i nodi strutturali che vanno risolti secondo i commercianti, che hanno presentato la lista delle priorità al comune. Tra quelli più urgenti il problema dei parcheggi. Per noi il nostro Daniele Garbini. Il problema parcheggio in città è in cima alla lista delle richieste dei commercianti che chiedono all'amministrazione comunale che vengano implementati soprattutto quelli in centro, perché le abitudini sono difficili anche da sradicare. Comunque c'è una grande richiesta per poter frequentare e vivere il centro, non solo per il commercio ma anche per le attività culturali e soprattutto per il turismo. Anche i park satellite sono un'opportunità, una modalità anche diversa di frequentare, poter raggiungere con una navetta il centro storico, ma non bastano e i commercianti chiedono il raddoppio del Park Fogazzaro. So che ci sono dei progetti, ma sono progetti che sono a lungo termine. Noi abbiamo bisogno anche di progetti a brevissimo termine, cioè praticamente per ieri. Soluzioni possono essercene, potrebbe essere un ampliamento ad esempio del Park Fogazzaro, con tempi però non biblici ma tempi immediati. Vicenza ha bisogno di sistemare i parcheggi, l'ex macello non so quanti anni sia, 20-25 anni che devono sistemarlo e si spera che lo facciano il prima possibile per liberare la piazza Matteotti. E speriamo che ingrandiscono gli altri parcheggi. Il problema del centro è che c'è poca gente, è fondamentale anche un discorso di parcheggio. È successo a me ad esempio, uscito da una cena per venire in centro a vedere le luminarie e non riuscivamo a trovare un posto macchina anche se erano le 10:30 di sera. Cioè, non capisco perché non si riesce a fare un parcheggio multipiano in certe zone che può essere il Fogazzaro. C'è un progetto per il Fogazzaro di un multipiano, anche approvato. Cosa aspettano a farlo? Fatti i parcheggi si risolvono un terzo dei problemi che ha il centro storico. Bisogna dare vita alla città è spenta, è ferma. Cioè, io insisto sempre che il Park Fogazzaro andrebbe raddoppiato
e il Park Santa Corona raddoppiato. Se poi ricaveremo qualcosa dal macello finalmente dopo tanti anni, ben vengano altri posti parcheggio anche lì. Non demonizzerei l'automobile, ecco, perché se dopo tu mi chiudi il centro come area protetta e a 100 metri migliaia e migliaia di macchine, non mi va bene, o mi chiudi tutto o se no, ecco, facciamoli venire. Ovviamente anche a me piacerebbe che venissero tutti in bicicletta, ma non è possibile, per cui non demonizziamo le automobili, un po' più di parcheggi meglio. E rimaniamo a Vicenza, parliamo di sicurezza. Ancora a Campomarzo assediato dal degrado e dallo spaccio di droga continuano le azioni di prevenzione e repressione delle forze dell'ordine. Campomarzo, obiettivo sempre sotto assedio per quanto riguarda il degrado e la criminalità legata allo spaccio e al consumo di stupefacenti in città. Quasi 12.000 le dosi sequestrate lo scorso anno tra marijuana, cocaina, eroina e hashish. 13 gli arresti di spacciatori in flagranza nel corso del 200 controlli antidroga. Controlli che continuano anche quest'anno, su segnalazione anche di autorità e cittadini. Oltre 850 le mail e 1.110 le PEC arrivate nel 2024. Solo la scorsa settimana gli agenti hanno arrestato 2 pusher di medio livello che avevano appena acquistato 32 dosi di cocaina ed eroina destinata ad essere rivenduta fuori Vicenza. Ieri si è conclusa l'ultima operazione. Il NOS insieme alla squadra antidegrado continua incessantemente i controlli nell'area verde di Campomarzo e in tutta la zona del quadrilatero, che sappiamo essere la zona calda e anche quella più segnalata da parte di residenti e commercianti. Quindi i controlli sono quotidiani. Nell'ultima operazione in particolare, una delle tante che abbiamo fatto ultimamente, è stato notato un soggetto originario del Sierra Leone che praticamente è stato avvicinato da un'altra persona e tra i due è venuto uno scambio sospetto. Un soggetto già conosciuto dalle forze dell'ordine, a suo carico già 3 informative pendevano dall'inizio dell'anno. Per gli agenti una frustrazione veder messi in libertà soggetti recidivi. Sì, è vero che vanno fuori, però la nostra unità, facendo riferimento anche al nostro, il nucleo operativo speciale, li segue sempre in città, li siamo costantemente addosso, li teniamo sotto controllo con le telecamere che abbiamo al distaccamento di Campomarzo e al minimo passo falso noi siamo sempre pronti a intervenire. Il personale in borghese ha fermato prima l'acquirente che ha consegnato della sostanza stupefacente del tipo marijuana appena acquistata e poi l'altro personale del nostro in borghese insieme alla pattuglia antidegrado ha fermato anche il pusher. Dalla perquisizione anche il pusher aveva della sostanza stupefacente e quindi è stato portato presso il distaccamento dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e poi denunciato all'autorità giudiziaria per i 2 reati, quello di spaccio e detenzione ai fini di spaccio. E su questo abbiamo sentito anche cosa ne pensano i cittadini. Io vorrei proprio che tornassimo come c'era una volta, gente elegante che andava su e giù per Viale Roma, poi bar e così via. No, alle 7:30, 8 noi ultra settantenni dobbiamo essere a letto per questi. C'è qualcuno che deve mettere posto qua. Comunque, se lei allarga la telecamera di qua, ne vede 3-4, io dovrei sedermi e non posso nemmeno sedermi perché dentro c'è un ubriaco e fuori uno che è già fatto da 3 giorni. Di sera non vado fuori. No, è vero, perché qua in questa zona sono tanti questi che vendono droga. Io solo faccio le pulizie qua e... No, ma lei ha paura a venire qui? Ah, beh, lasciamo perdere quello perché non puoi dirle spostati da qua perché tira fuori il coltello. E non è una bella zona. Perché allora? Per la delinquenza, per lo spaccio di droga, eccetera. Penso che effettivamente questa zona qui non sia più, ma un po' tutta la città è insicura. Ovviamente per un uomo è meno insicura, ma per una donna lo è. È preoccupata lei, signora? No, mi fa schifo più che preoccupata. Però sono convinta che la droga sia una piaga sempre più forte e che ci sia sempre meno prevenzione. Brutto, anche per i nostri giovani e tutto quanto. Speriamo comunque in un intervento dall'alto perché è l'unico modo per contrastare legalmente questa brutta realtà. Infatti devono fare delle leggi apposta per contrastare questo fenomeno e fare molti più controlli in giro. Più che altro riuscire a contingentare questi arrivi e avere un piano, perché senza un piano non si fa nulla, né nelle aziende né in ogni dove, per cui un piano è indispensabile per avere uno sviluppo e anche una
un futuro per queste persone, perché poi non è avulso da questo pensiero. Ne arrivano, li teniamo qui senza lavoro, che spacciano droga, che non lavorano e quindi vanno a rubare, eccetera. Beh, se continuiamo così e andiamo avanti così, in compenso abbiamo un negozio dietro l'altro che sta chiudendo. Perciò vuol dire che la cosa va bene così, e se sono contenti loro dovremmo essere contenti anche noi, il che non è vero, io non sono contento. Ci vorrebbero più forze dell'ordine, non so, anche per i miei nipoti quando vanno in centro continuiamo a dire non tornare tardi, sta attento. E insomma mi rispondono, ciao nonna, ma non possiamo più uscire. Questa dunque è Vicenza, noi ci spostiamo nel Trevigiano, precisamente a Roncade, per il caso delle larve rinvenute nella pasta servita ai bambini della mensa scolastica di San Cipriano. Lo ricorderete, il Comune ha fatto sapere alle famiglie che dal 6 al 21 marzo, oltre al regolare servizio mensa, viene offerta la possibilità di far consumare ai bambini un pasto portato da casa o rientrare proprio a casa per il pranzo. Questo in attesa di ricevere gli esiti delle indagini biologiche sui campioni prelevati per chiarire le cause dell'accaduto e garantire la totale sicurezza dei pasti forniti dal servizio di refezione scolastica. La soluzione è stata concertata con la dirigenza scolastica. Garantiremo, dicono, massima trasparenza sull'esito delle immagini su ogni ulteriore sviluppo, e si accoda a questa dichiarazione anche il sindaco Donadel. Continueremo, dice, a monitorare la situazione con attenzione. E ancora a Treviso, un grave incidente 2 sere fa in via Sant'Antonino. Un ragazzo di 17 anni e un 56enne sono ricoverati in gravi condizioni dopo lo scontro tra uno scooter e una bici. La polizia locale di Treviso in mattinata è tornata in via Sant'Antonino di fronte alla scuola primaria Carrer per effettuare ulteriori rilievi dopo quelli della serata in seguito al grave incidente accaduto intorno alle 20:30. La dinamica del sinistro infatti è ancora tutta da ricostruire con esattezza, da qui la necessità degli agenti di eseguire ulteriori accertamenti sul posto. Secondo le prime ipotesi, uno scooter che proveniva da Treviso in direzione Casier si sarebbe scontrato con un ragazzino di 17 anni che stava attraversando la strada con la sua bicicletta, in spalla un borsone sportivo. Con lui un amico che è riuscito ad evitare l'impatto. L'urto è stato violentissimo, la bici e il ciclomotore sono finiti sull'asfalto, uno accanto all'altra. Il 17enne sarebbe stato sbalzato contro un palo della luce, riportando un trauma toracico. Anche l'uomo, 56 anni, in sella allo scooterone, è finito rovinosamente a terra. Immediato l'arrivo sul posto di 2 ambulanze del SUEM insieme all'automedica. I feriti, una volta stabilizzati, sono stati trasportati al Cafoncello. Il ragazzo, intubato, si trova in terapia intensiva, ferito gravemente anche il 56enne che ha riportato un forte trauma facciale. Le indagini della Polizia Municipale dovranno chiarire le cause dello scontro e se i ragazzini stessero attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un incidente che ripropone tra i residenti il tema della sicurezza di questo tratto di via Sant'Antonino. Bisogna stare sempre attenti. Abbiamo chiesto anche oggi, che abbiamo scritto una mail come tante altre volte, perché vengano messi dei dossi in questa strada, perché corrono veramente tanto forte. Qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione, mercoledì 5 marzo. Mi hanno raggiunto in studio, saluto e ringrazio Antonio Cagnin, presidente emerito del coro Voci del Sile, buongiorno. Buongiorno a lei. E Raffaella Pupo, direttrice proprio del coro. Buongiorno. Questo perché? Perché quest'anno questo coro festeggerà un importante traguardo, i 45 anni. Lei, presidente emerito, insomma, da quanto tempo ha seguito questo coro? Io sono entrato nel 1981. E quindi quanti anni sono? E quindi sono 44 anni. Proprio dagli esordi? Dagli esordi, praticamente un anno dopo. E sono entrato in consiglio nell'82 subito. Ascolti, e come coro che tradizioni portate avanti? Perché siete fortemente, come coro Voci del Sile, legati alla tradizione e al territorio. Tradizione popolare, nel nostro territorio proprio dove c'è il Sile, ecco il nome che deriva dal Sile, le Voci del Sile, e siamo nati proprio come tanti cori di allora. L'amicizia fra le persone, fra i ragazzi di allora. E l'amicizia è una cosa profonda. Nel nostro coro la prima cosa, la più importante,
l'amicizia viene prima di tutto, dopodiché si può anche cantare, perché non basta la voce per cantare, è necessario qualcosa di più importante. Cosa è necessario? Il cuore. Se tu canti col cuore, sicuramente il tuo messaggio arriva a chi hai davanti, non può non arrivare. Ed è questa la nostra prerogativa più importante. Ascolti, 45 anni, ci racconta da dove siete nati? Noi siamo nati, come le ho detto, da un gruppo di amici che andavano... Proprio dal luogo, dal territorio? Quinto di Treviso, il territorio di Quinto, dove c'è la chiesa, andavano in chiesa, cantavano le lodi del Signore, dopodiché hanno detto ma perché non cominciamo a fare qualcosa di più, fra virgolette, interessante? Ed è partita questa idea nel 79 e nell'80 è nato il coro Voci del Sile. Senta, lei ha... Col maestro Dino Zanatta. Ecco, infatti volevo proprio chiederle. Ci racconti? Dino Zanatta era un corista della Stella Alpina, con la grande passione della musica, del canto corale, ed è entrato a far parte del nostro gruppo da subito, si può dire. E da là abbiamo imparato tante cose. Poi, come tante cose succedono nella vita, c'è la separazione e abbiamo trovato qualcosa di importante con la maestra Raffaella Pupo, che ha continuato nel percorso migliorando la tecnica e il modo di cantare, perché i miglioramenti avvengono proprio in questo modo qua. C'è stato un momento critico, però, come le ho detto prima, l'amicizia che c'è all'interno di questo gruppo ha fatto sì che l'abbiamo superato. Senta, Raffaella, direttrice del coro, insomma, lo chiedo a lei, com'è stato prendere le redini di un coro già formato, insomma, e portarlo avanti anche nel segno della tradizione e farla riscoprire anche in un territorio in cui sempre più giovani magari non conoscono le nostre tradizioni? Che tipo di percorso avete fatto in questi anni? Diciamo che c'è stata una stima reciproca che si è evidenziata immediatamente. Il coro ha visto la possibilità di continuare il loro percorso, il proprio percorso, senza andare incontro a ostacoli, a difficoltà. Nel frattempo io ho trovato un gruppo molto molto affiatato, proprio come diceva prima il nostro ex presidente, unito, compatto, solidale tra di loro e che con veramente una gran voglia di fare avevano degli appuntamenti molto importanti da portare avanti e si sono impegnati moltissimo. Ed è stato molto, molto bello, sono stati molto belli i primi concerti che abbiamo fatto insieme e la grande tournée che abbiamo fatto a Barcellona, cantando poi nel Palau della Musica, e siamo tornati a casa poi veramente entusiasti. Infatti, perché la tradizione, insomma, ha valicato anche i confini della nostra provincia e soprattutto della nostra regione e anche dell'Italia. Leggo, perché non li ricordo, siete stati poi nel 94 in Brasile, nel 97 a Barcellona, nel 2012 a Latina e nel 2015 in Belgio. Che cosa significa portare nei posti dove magari immagino che ci siano anche canti in dialetto sostanzialmente, sì, quindi portare anche la nostra tradizione in posti in cui magari il nostro dialetto non è conosciuto? Noi quando andiamo fuori dalle nostre mura, diciamo, portiamo proprio la nostra cultura, perché il coro principalmente fa cultura. Certo. Attraverso l'amicizia che noi abbiamo portiamo la cultura come deve essere vissuta non solo nel nostro territorio. Quando siamo stati in Brasile, per esempio, la gente quando ci sentiva cantare in dialetto, perché loro sanno solo il dialetto, cosa vuole? Si piangeva, noi e anche loro. Perché? Perché questa è la storia. Loro sono emigrati 70-100 anni fa. Perché appunto avete cantato quindi davanti agli emigrati? Certo, abbiamo cantato proprio così. C'era la televisione che ci seguiva durante il giorno, si facevano 2 concerti al giorno
sono cose che lasciano il segno dentro di noi, sicuramente. Sì. E questo speriamo che rimanga anche a chi ci ascolta. Certo, qual è la canzone per lei più rappresentativa di questi viaggi all'estero? Veda, sulla nostra brochure di sabato è scritto qual è la nostra. Amici miei, si parte con quella, perché chi c'è davanti? Amico, amici. Certo. È questa che si parte. E poi, visto che sto parlando di sabato 8 marzo. Sì, infatti adesso bravo, perché mi ha anticipato, lanciamo un importante appuntamento. L'8 marzo noi cantiamo la nostra storia, eccola qua, la nostra storia. Vuole farlo vedere alla telecamera? La nostra storia, che è il nostro canto, il nostro modo di vivere, di aver vissuto questi 45 anni. Abbiamo due cose all'occhiello. Abbiamo che la presentatrice della serata, Francesca Amadio, che è stata con noi per 25 anni. Era una bambina che ha incominciato a presentare il coro Voci del Sile. Poi abbiamo un'altra cosa molto importante, 2 ex coristi, ragazzi di allora, che oggi sono 2 musicisti. Pertanto anche questo fa parte della nostra cultura. Certo. I ragazzi che vengono a cantare possono avere queste passioni che vengono da cosa vengono? Dall'amicizia che c'è dentro il coro. Io faccio una domanda alla direttrice, insomma, sono persone che magari non hanno avuto un'esperienza musicale didattica, diciamo, che magari non hanno studiato il canto. Come si fa ad amalgamare le voci in un suono così armonioso? Il canto è qualcosa di istintivo, no? E anche matura anche con l'esercizio, con la memoria, l'esercizio anche della memoria. Quindi si può parlare anche di cantare all'orecchio senza conoscere le note, ma i nostri coristi hanno imparato anche lentamente a leggere anche la musica. Questo aiuta a velocizzare. Comunque, esercitando la memoria, la cosa straordinaria è che il canto, tutto quello che si impara, rimane fisso nella mente e nel momento in cui si canta senza leggere lo spartito, si ha la possibilità di amalgamare bene le voci e essere in completa sintonia con il direttore, con me e anche tra di loro. Quindi si deve creare un corpo unico sostanzialmente, che si muove allo stesso ritmo e respira allo stesso momento. Certo, tutto concentrato. Ascolti, so che Antonio Cagnin voleva fare dei ringraziamenti in questo senso, perché stiamo per presentare, invece lei è presidente emerito, stiamo per presentare invece il nuovo presidente. Certo, allora io volevo prima di tutto ringraziare il nostro vice maestro Remigio Biral, che ci aiuta in un modo splendido. Poi il nostro viaggio, incominciato nel 1980, è stato appoggiato innanzitutto dal Comune di Quinto di Treviso, da sempre. Poi la Proloco è al nostro fianco, anche la Proloco da sempre. E poi Dulcis in Fundo, la Centro Marca Banca, che praticamente siamo nati quasi assieme. Loro sono nati, la banca è nata qualche anno prima, però è sempre stata al nostro fianco. In qualsiasi momento noi avevamo bisogno, sia di appoggio morale che finanziario. Ecco, questi sono i nostri ringraziamenti. E poi una cosa che voglio dire, grazie a tutti i coristi, perché, come le ho detto prima, l'amicizia è fondamentale per un coro. E noi siamo veramente un gruppo di amici, perché da noi sono nate le piccole voci del Sile e le note rosa, perché siamo un'associazione, una vera associazione di 3 gruppi che vivono contemporaneamente la vita associativa della coralità.
E insomma, se non ci fosse stato questo legame d'amicizia non si sarebbe arrivati a festeggiare questi 45 anni. No. Intanto io la ringrazio, Antonio Cagnin, presidente emerito del Coro Voci del Sile. Stiamo per presentare il nuovo presidente, intanto però sentiamo cosa fate e come cantate. Grazie. Insomma, ecco cosa ci aspetterà anche l'8 marzo. Intanto mi ha raggiunto, grazie per essere qui, Leonardo Gardimanni, il nuovo presidente del Coro Voci del Sile. 8 marzo, una data importante, si festeggeranno insomma questi 45 anni, ma prima di tutto, prima di entrare nello specifico di cosa riusciremo a venire a vedere, tra l'altro a ingresso libero l'8 marzo, com'è prendere le redini di un gruppo così importante, di una tradizione che insomma pesa un po' sulle spalle, ma che è importante portare avanti. Sì, intanto buonasera o buongiorno a tutti, è un grande onore prendere in mano questa presidenza proprio perché è fatta di amici e amiche e questa è una grande sfida e dare una continuità importante a questi tre cori, i ragazzini e le ragazzine, dopodiché c'è questa grande realtà anche delle ragazze con le note rosa e il Coro Voci del Sile. Sono stati fino ad oggi molto bravi perché 45 anni è un tempo importantissimo, certo, per continuità. Hanno visto passare tre generazioni con le quali sono riusciti a trasmettere con la coralità le tradizioni locali e portarle non solo nel territorio ma anche all'estero. Certo. E soprattutto lo hanno fatto trasmettendo un messaggio di pace e di gioia, perché ogni volta che c'è una rappresentazione corale il pubblico vedo che gioisce e si emoziona. Emozione che hanno anche gli stessi coristi, perché vivono la canta che stanno facendo per trasmetterla poi quella vita che è stata allora, quando è stata pensata e musicata, al pubblico. Quindi per me sarà una grande sfida. Insomma, quindi in bocca al lupo per questo. Intanto, se ci vuole raccontare cosa verremo a vedere l'8 marzo, dove, quando, insomma, ci racconti questa giornata. Sì, l'8 marzo sarà un'occasione di festeggiamento dei 45 anni del coro e è stata scelta anche questa giornata particolare dell'8 marzo proprio anche per festeggiare le donne, perché in questo momento ce n'è assoluto bisogno, che sono messaggeri di vita e di pace. Ed è anche un bel messaggio che date, siete un coro maschile, insomma, che vi prestate anche a questo, insomma. Sì, infatti è stato scelto appositamente per aumentare la sfida che è già ampia per questo coro, che ha una grande professionalità. Per dirvi, addirittura hanno la commissione artistica all'interno e la direttrice ne fa parte, l'anima di questa commissione artistica. Certo. Quindi le scelte musicali e corali sono sempre molto professionali. E insomma, ce le racconti, direttrice Raffaella Pupo? Che canzoni andremo ad ascoltare sabato? Andremo ad ascoltare canzoni popolari armonizzate da grandi autori, ma anche canzoni d'autore di ispirazione popolare e che riguardano anche la montagna, che riguardano canzoni degli alpini, ma
come ripeto, canzoni d'autore, quindi come Beppi De Marzi, come Marco Maiero, grandi armonizzatori come Malatesta, dunque avremo sostanzialmente tutta la tradizione del nostro territorio che verrà messa in scena sostanzialmente. Ha citato Beppi De Marzi, l'abbiamo citato molte volte anche noi che magari presentiamo anche nella nostra emittente qualche coro degli alpini. Sì, questi canti rappresentano delle scenette molto carine sulla vita, la vita nei campi, su quello che è l'espressione tra due innamorati, a volte le difficoltà che hanno anche incontrato i ragazzi di una volta per potersi anche sposare, e i sospiri d'amore anche, come il notturno in baita, ma anche i canti che ricordano la guerra e questo grande desiderio della pace. Che è sempre attuale, insomma, abbiamo visto e ne stiamo dando conto anche noi, insomma, anche con le recenti notizie. Un altro argomento è la favola, per esempio, la favola narrata appunto dalle voci, quindi anche il gioco delle voci. E poi la montagna, la grande regina. Ecco, del nostro territorio. E allora, insomma, appuntamento, lo ricordiamo, Presidente, quando e dove? L'8 marzo a Quinto di Treviso, presso la palestra comunale alle 20:30, e vi aspettiamo numerosi perché il coro Voci del Sile saprà emozionarvi sicuramente e vi farà passare una piacevole serata. Grazie allora a Leonardo Gardiman, nuovo presidente del coro Voci del Sile, Antonio Chiannin, che abbiamo visto presidente emerito del coro, e la direttrice Raffaella Pupo, per essere stati in nostra compagnia, averci presentato anche queste iniziative e raccontato, insomma, questa importante tradizione. Grazie ancora. Noi subito con la cronaca invece cambiamo decisamente argomento, ci colleghiamo da Pederobba con il nostro Christian Arboit. Christian, ci sono delle novità sulle antenne 5G, ma anche un fatto di cronaca che è successo nelle ultime ore. Sì, partirei proprio da questo, Edi, grazie per la linea. Svastiche che sono comparse nottetempo qui a Covolo di Pederobba. Ho mandato in chat delle foto che il sindaco ha condiviso con me, insomma non ci sono parole di fronte a un atto del genere. Una svastica, delle svastiche sono comparse qui a questa fermata dell'autobus all'altezza del cimitero di Covolo, e altre invece hanno intaccato un murale qui vicino. Sì, sempre qui a Covolo. Purtroppo è la seconda volta che questa frazione venne colpita da questo gesto ignobile fatto da una persona ignorante sicuramente, perché disegnare un simbolo del genere vuol dire non conoscere la storia, non conoscere il significato di questa schifezza. Lei è molto arrabbiato, amareggiato. Sì, è un eufemismo dire arrabbiato. Diciamo che ora metterò in campo tutto ciò che è il mio potere per poter scovare questo ignorante e fargli pagare le pene dell'inferno se posso. Nelle prossime ore lei si recherà dai carabinieri per denunciare una denuncia contro ignoti, immagino. Beh, ovviamente mi recherò in caserma Pederobba per fare una denuncia contro ignoti, perché voglio arrivare ai colpevoli in qualsiasi modo. Tra l'altro, ci spostiamo per un attimo, proprio ieri la Polizia di Stato di Treviso aveva diffuso un comunicato dove parlava di un raid vandalico con croci celtiche a Conegliano. I responsabili in quel caso sono stati individuati e rischiano 5 anni di reclusione, ripeto 5 anni di reclusione per non solo imbrattamento e vandalismo, ma anche per l'aggravante di istigazione all'odio razziale. Quindi questo, insomma, deve essere chiaro, Sindaco, rischiano
grosso questi, o questo autore? Beh, questi rischiano grosso, purtroppo, come ripeto, loro non conoscono il significato di questo schifo, di conseguenza non si rendono conto di cosa vanno incontro. Ecco, noi eravamo venuti con Alberto Pivetta qui a Covolo di Pederobba per raccontarvi il braccio di ferro che è in corso tra il comune di Pederobba e Infratel, che è questa grossa compagnia che si occupa di antenne, di 5G, non solo di telecomunicazioni. Qui dovrebbe sorgere un'antenna alta 30 metri. Vi abbiamo raccontato di un braccio di ferro in corso. Il comune, con un'ordinanza contingibile e urgente la scorsa settimana, primo in Italia, ha bloccato l'opera. Nelle scorse ore lei è stato contattato da Infratel, da questa società, e qui a Pederobba arriverà l'amministratore delegato di Infratel a incontrarlo. Sì, fortunatamente l'amministratore delegato di Infratel si è reso conto delle difficoltà che si trova di fronte qui a Pederobba, ma è una difficoltà che si troverà di fronte in tutto il territorio nazionale. Perché parliamo di antenne finanziate di fatto dal PNRR, quindi è un tema questo che riguarda tutti i comuni cosiddetti ricadenti in zona bianca. Esattamente, attraverso questo contributo della Comunità Europea queste società scavalcano quelli che sono i piani delle antenne adottati dai consigli comunali e possono impiantare le antenne in qualsiasi parte loro intendano farlo. Quindi lei lo ha definito un atteggiamento arrogante, ha suonato la gran cassa, ha posto la questione a livello nazionale e ora appunto si muove questa grossa compagnia che arriverà immagino nei prossimi giorni a Pederobba. Insomma, il braccio di ferro, questo primo round l'ha vinto lei, staremo a vedere. Sì, voglio vincere l'incontro, non solo un round, di conseguenza spero che prevalga il buon senso da parte delle persone e, come nel caso specifico, si porti rispetto per quello che è la zona cimiteriale del luogo. Grazie Sindaco, messaggi forti e chiari suoi. È tutto da Covolo di Pederobba con Alberto Pivetta. Edi, ti restituisco la linea. Grazie per questi aggiornamenti, per queste notizie Cristian, grazie ad Alberto Pivetta, ovviamente anche al Sindaco Turato. Insomma, proseguiranno anche le nostre informazioni nei TG della sera per capire anche se nel pomeriggio ci saranno ulteriori sviluppi su queste faccende. Noi siamo giunti al termine di questa prima edizione, tra poco l'approfondimento dedicato ai temi della CGIL, si parlerà di pensioni e di referendum che sono programmati proprio per questo 2025. Grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.